Proseguono gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta Mala Sanità che ha visto coinvolti 18 persone, oggi l'ex presidente Cuffaro, ieri l'imprenditore favarese Vetro. Operazione dei carabinieri sull'abbandono e gestione, traffico e ricettazione e combustione illecita dei rifiuti, 47 persone denunciate e 2 automezzi sequestrati. Lotta alle formiche di fuoco da parte dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, diretta dall'assessore Giusy Savarino, avviata una campagna web. Continuano le attività preventive e controlli sui tumori. Domani appuntamento presso le strutture sanitarie agrigentine per controlli gratuiti. Oltre 40 milioni di investimento per le reti idriche siciliane, di questi 37 per quella di Agrigento. Finanziamento da parte dell'assessorato regionale all'energia. Ripubblicato su Tuttogare il nuovo bando per l'assegnazione delle terme di Sciacca. Nuovi investimenti per l'aeroporto di Palermo in vista della stagione 25-26. Intervista a Valerio Landi della Caritas diocesana di Agrigento in occasione del Giubileo dei Poveri di domani 15 novembre. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 14 novembre, venerdì. Alessandro Vetro, l'imprenditore di 45 anni di Favara e amministratore unico della MGV Costruzioni, è comparso ieri davanti al GIP di Palermo Carmen Sallustro, ha scelto la via del silenzio per l'interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti e concorsi truccati che vede al centro l'ex governatore siciliano, onorevole Totò Cuffaro. Il nostro servizio. Oggi giornata clou per gli interrogatori della Procura di Palermo, portati avanti per l'inchiesta sulla Mala Sanità, che ha visto coinvolti ben 18 persone, oltre all'ex presidente Cuffaro e al parlamentare regionale Pace. Proprio oggi infatti saranno loro quelli che verranno interrogati dal GIP sugli atti che gli vengono contestati e quindi decidere per eventuali arresti domiciliari. Intanto nella giornata di ieri Alessandro Vetro, l'imprenditore di 45 anni di Favara e amministratore unico della MGB Costruzioni, è comparso davanti al GIP di Palermo Carmen Sallustro, ha scelto la via del silenzio per l'interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta su presunti appalti e concorsi truccati. La procura chiede gli arresti domiciliari di 18 persone, tra cui l'imprenditore e l'ex governatore. Vetro si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'imprenditore, ricordiamo, è accusato di corruzione per una vicenda legata al consorzio di bonifica. L'ex presidente della regione avrebbe chiesto a Vetro di modificare un documento relativo a un bando di gara, assicurando l'intervento di un componente della commissione. In un'altra intercettazione Cuffaro avrebbe ricevuto una somma di denaro di 25.000 euro da parte di Vetro, che poi Carmelo Pace, deputato e capogruppo all'ARS della Democrazia Cristiana, avrebbe fatto avere al presidente del consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, Giuseppe Tomasino, per favorire l'imprenditore sull'aggiudicazione di alcune gare di appalto. Lo stesso Tomasino si è difeso davanti al GIP di Palermo nel corso dell'interrogatorio preventivo. Non si è trattato di un concorso, ma di una graduatoria per la stabilizzazione degli operatori sociosanitari in servizio. Si trattava di lavoratori che erano stati chiamati durante l'emergenza Covid e senza quella graduatoria sarebbero stati mandati a casa. Così si è difeso Antonio Iacono, direttore del Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia, nel corso dell'interrogatorio a GIP. Non c'è stato dunque alcun favoritismo, tanto che poi furono tutti stabilizzati. I 15 vincitori avevano già un contratto a tempo determinato e sarebbero stati assunti a tempo indeterminato, ha spiegato. Gli altri avrebbero perso il lavoro. Mi si contesta di aver ricevuto in cambio la promessa di un avanzamento di carriera, ma io avevo ritirato la mia candidatura da tempo perché non ero interessato, ha concluso lo stesso. Quindi tutti, tranne l'imprenditore di Favara, Alessandro Vetro, gli indagati convocati ieri del GIP dal Tribunale di Palermo Sallustro per gli indagatori preventivi hanno risposto alle domande, respingendo le accuse nell'ambito dell'inchiesta che ha travolto l'ex presidente Cuffaro. Abbiamo chiarito la nostra posizione rispetto alle domande che sono state poste
Ha detto Saverio Romano, parlamentare di Noi Moderati: ho trovato qualche difficoltà a trovare un collegamento tra i capi di imputazione e i fatti quali si sono verificati, e ho spiegato perché, ha continuato Romano. Non c'era nessun patto tra me e questi signori, ha proseguito Romano, riguardo l'accusa contestata, ovvero di avere sponsorizzato l'affidamento di un subappalto di una gara bandita dall'ASPI di Siracusa e vinta dalla Dusman SRL alla Euroservice di Sergio Mazzola, imprenditore che sarebbe stato a lui vicino. Non c'è un'intercettazione, una chat in cui si possono evincere accordi illeciti, ha concluso Romano. Gli interrogatori riprenderanno oggi, come già detto. Davanti al GIP compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, il capogruppo DC all'Ars Carmelo Pace e il collaboratore dell'ex governatore Cuffaro, Vito Raso. Il giudice poi si dovrà pronunciare sulle richieste di arresto e decidere su quali misure adottare nei confronti dei 18 coinvolti nell'inchiesta su corruzione, associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti, meglio denominata malasanità. E intanto è stato interrogato oggi dal Tribunale di Palermo l'ex presidente della regione siciliana Toto Cuffaro, che si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo solo dichiarazioni spontanee nell'inchiesta che lo vede indagato insieme ad altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. La procura ha richiesto per tutti gli indagati gli arresti domiciliari. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Totò Cuffaro, ex presidente della regione siciliana, è uscito qualche ora fa dal Tribunale di Palermo dopo l'interrogatorio previsto riguardo l'inchiesta che lo vede indagato per corruzione, associazione per delinquere e turbativa d'asta. Cuffaro davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso una breve dichiarazione spontanea. Adesso spetterà alla giudice decidere sulla richiesta di arresto per l'ex leader della nuova DC. Nessuna dichiarazione alla stampa all'uscita dal tribunale. Nessuna dichiarazione sul contenuto di atti processuali, di dichiarazioni, di comportamenti processuali. Ci limiteremo a inviarvi una nostra nota. Rispetto per il vostro lavoro, e chi ci conosce lo sa, però noi siamo abituati ai processi a farli nelle sedi naturali, non qua per strada con 50 microfoni messi in bocca. Quindi ognuno faccia il suo lavoro. Stamattina Totò Cuffaro, prima di entrare, si era detto fiducioso nella giustizia. Fiducioso nella giustizia. Abbandono, gestione illecita, traffico, ricettazione e combustione di rifiuti. Sono 47 le persone denunciate e 2 automezzi sequestrati. È stato questo il senso dell'operazione avviata dai militari del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e Servizio. I militari del Centro Anticrimine Natura di Agrigento hanno deferito 47 soggetti per abbandono, gestione illecita, traffico, ricettazione e combustione illecita di rifiuti. L'attività ha avuto origine da una mirata azione di controllo del territorio voluto dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento sotto la direzione della Procura della Repubblica. Un primo monitoraggio del territorio è stato eseguito dai militari del Centro Anticrimine Natura di Agrigento con il supporto del 9° Nucleo Aeromobile di Palermo. Attraverso l'ausilio dell'elicottero sono state individuate le aree di maggiore interesse operativo. Una volta georeferenziate e fotografate, sono state oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria, che ne ha disposto il monitoraggio attraverso l'installazione di telecamere. Gli episodi di abbandono e smaltimento illecito sono stati innumerevoli con diversi livelli di gravità. Si sono accertati classici lanci di sacchetti, abbandono di qualche busta, ma anche scariche attraverso mezzi pesanti di materiale di risulta da ristrutturazioni o demolizioni di immobili che dovevano invece essere conferiti in discarica. Circostanza ciò che comporta un ingiusto guadagno per chi pone in essere tale condotta. Nell'area oggetto di osservazione ad ogni ora del giorno e della notte venivano abbandonati rifiuti anche speciali e pericolosi come cassoni, onduline e Eternit, in maniera consapevole e in violazione delle norme del testo unico ambientale. I militari, per uno degli incendi che sono verificati nell'area, hanno immortalato le fasi di scarico e accensione dei materiali, che subito dopo sono stati in parte prelevati e sequestrati, consistenti in un copioso numero di fattori d'archivio contenente documentazione fiscale e sanitaria varia. Altre tipologie di materiale veniva
incendiato per liberare il ferro, il rame e la plastica, ed essere poi rivenduto con ingenti danni per l'ambiente. Gli autori dei reati, ben visibili all'occhio delle telecamere, sono stati così identificati e deferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il GIP, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo di 2 automezzi, eseguito dai militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento. Con il decreto legge dell'8 agosto 25, oltre all'elevazione dei minimi massimali edittali, è anche previsto il sequestro del mezzo e la sospensione della patente da 1 a 4 mesi. Le attività di monitoraggio ambientale promosse dall'Arma dei Carabinieri per la tutela della salute dei cittadini abbracciano l'intero ambito del testo unico ambientale e comprendono il ciclo del cemento, la depurazione delle acque, le emissioni in atmosfera, la tutela del suolo. E nella rivendita di ricambi avrebbe svolto l'attività di autodemolizione senza le obbligatorie autorizzazioni e nel piazzale sono stati inoltre rinvenuti telai di dubbia provenienza, verosimilmente appartenenti a veicoli di provenienza furtiva e rifiuti ammassati di varie categorie. Questo quando scoperto alla periferia di Licata, l'area della ditta è stata sottoposta a sottosequestro. A effettuare il controllo sono stati i poliziotti della questura di Agrigento e i loro colleghi della polizia stradale. A finire nei guai è stato il proprietario della struttura, un licatese poco meno che cinquantenne. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato, riciclaggio e gestione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza delle obbligatorie autorizzazioni. Gli agenti della polizia hanno trovato anche alcuni telai di auto e pezzi di ricambio di provenienza sospetta. Ulteriori gli accertamenti in corso. Formica di fuoco, avviata la campagna Fermiamoli con un click e la web app per le segnalazioni. L'iniziativa da parte dell'assessorato al territorio e ambiente, l'onorevole Savarino, afferma: coinvolgiamo i cittadini per contrastarne la diffusione. Il nostro servizio. È operativa la web app della Regione Siciliana per inviare segnalazioni e contrastare la diffusione della formica di fuoco in Sicilia. Il lancio della piattaforma digitale rientra all'interno del piano di azione per l'eradicazione di questo insetto, scientificamente chiamato Solenopsis invicta, messo a punto dall'assessorato regionale del territorio e ambiente, concordato col Ministero dell'Ambiente, avviato già nei mesi scorsi. Il governo regionale, ha affermato l'assessore Savarino, ha attuato una strategia di contenimento e eradicazione della formica rossa che vede la partecipazione di soggetti istituzionali e accademici. Oggi facciamo partire una campagna di comunicazione e la web app con le quali invitiamo tutti i siciliani a collaborare attivamente segnalando l'avvistamento di questo insetto che può causare danni all'uomo e all'agricoltura. È la prima volta che i cittadini vengono coinvolti nel processo di contrasto alla diffusione di questa specie aliena. È una sfida che in questo modo contiamo di combattere insieme. Il piano è realizzato dall'assessorato in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, il Corpo Forestale, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Fitosanitario e la lotta all'agropirateria, il Comitato Scientifico composto dai rappresentanti del CREA. Da altri enti di ricerca sono previsti interventi scientifici e tecnici sul campo, azioni di monitoraggio, l'attivazione della web app e l'avvio della campagna di comunicazione. Tu la segnali, noi interveniamo. In particolare lo slogan della campagna di comunicazione "Fermiamola con un click" sintetizza bene lo spirito del progetto e l'importanza della collaborazione di tutti i cittadini. Come sapete, in Sicilia è stata avvistata la formica di fuoco. È una specie aliena che può dare danni all'uomo e anche all'agricoltura. Ecco perché abbiamo avviato una campagna di monitoraggio e di eradicazione laddove è stata segnalata, nel Siracusano. Da oggi parte una campagna di comunicazione, un sito e una web app per cui chiediamo la collaborazione dei cittadini per aiutarci a segnalarla laddove viene individuata e poterla combattere in tempo. I medici di famiglia, attori protagonisti della campagna di prevenzione oncologica avviata dall'ASP di Agrigento. Soddisfazione viene espressa dal presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, Santo Pituzzello. Il servizio. Siamo ben lieti di apprendere della collaborazione siglata tra l'ASP di Agrigento e la Federazione Medici Generali, che si pone l'obiettivo di implementare l'adesione alla campagna di prevenzione oncologica. E chi può farlo meglio del medico di famiglia?
Con queste parole Sandro Pitruzzella, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento, nel rinnovare l'invito alla popolazione target a sottoporsi agli screening gratuiti organizzati ogni sabato dall'ASP in diverse strutture sanitarie del territorio, ha commentato la sinergia tra l'azienda sanitaria e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in grado di apportare un significativo contributo nella tripla prevenzione oncologica stabile, promossa dall'ASP, che fino al 20 dicembre prossimo metterà a disposizione dei cittadini le strutture sanitarie affinché possano eseguire gratuitamente e senza bisogno di prescrizione medica gli screening per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto. Ritengo che affidare ai medici di famiglia la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci e quindi per la diagnosi precoce del tumore del colon retto, prosegue il presidente dell'Ordine dei Medici Pitruzzella, sia la naturale soluzione affinché aumenti l'adesione alla campagna di prevenzione, offrendo la possibilità di diagnosticare precocemente il tumore. Il medico di medicina generale ha con il concittadino un rapporto di fiducia e può raggiungere, come nessun altro riesce a fare, i propri pazienti anche utilizzando il database, rintracciando i soggetti di età compresa tra i 50 e i 69 anni, invitandoli direttamente a ritirare il kit e sottoporsi agli screening oncologici. Intanto è alle porte il quarto sabato dedicato alla prevenzione, che rimane il salvavita per eccellenza. Io non perdo tempo, nuova giornata di mammografie e screening oncologici gratuiti domani presso l'ASP di Agrigento. Domani mattina, sabato 15 novembre, le porte di diverse strutture dell'ASP si apriranno nuovamente dalle 8:30 alle 13:30 per offrire gratuitamente ai cittadini 3 principali screening oncologici, quello della mammella, della cervice uterina e del colon retto. Le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno così sottoporsi liberamente, senza prenotazione né impegnativa del medico curante, alla mammografia presso le radiologie della Casa di Comunità di Agrigento, cioè l'ex ospedale San Giovanni di Dio di via Giovanni XXIII, negli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca e del PTA di Canicattì e la sede del vecchio ospedale, purché siano trascorsi almeno 2 anni dall'ultimo esame. Modernizzare le reti di distribuzione, ridurre la dispersione idrica e automatizzare i sistemi di gestione. Sono questi gli obiettivi del piano di investimenti di oltre 40 milioni di euro che l'assessorato regionale all'energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Coleanni, porta a conclusione con 3 decreti di finanziamento che chiudono l'esercizio finanziario 2025. Le risorse provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione sono destinate alle ATI di Agrigento, Siracusa e Messina e sono destinate a interventi infrastrutturali strategici in territori particolarmente esposti alla crisi idrica aggravata dagli effetti del cambiamento climatico. Nel dettaglio, ad Agrigento viene assegnato un finanziamento di oltre 37 milioni di euro per la ristrutturazione e l'automazione della rete idrica comunale, un intervento di grande portata che segna il primo stralcio di un progetto complessivo di ottimizzazione dell'intero sistema di distribuzione per la nostra città. Rendere più sicure le strade provinciali siciliane. Il governo Schifani, attraverso l'assessorato regionale alle infrastrutture, mobilità e trasporti, ha approvato il finanziamento di 41 progetti immediatamente cantierabili in tutte le 9 province dell'isola per un totale di oltre 54 milioni di euro. Il provvedimento rientra nel piano di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale previsto nella manovra terre. Questi investimenti rappresentano un passaggio fondamentale per garantire ai siciliani una rete stradale efficiente e all'altezza delle esigenze di mobilità contemporanea, ha dichiarato il Presidente della Regione Renato Schifani. Il nostro approccio è pragmatico, meno annunci e più cantieri aperti. Abbiamo voluto dare priorità a progetti già pronti per partire che possono tradursi rapidamente in benefici tangibili
per chi ogni giorno percorre questa arteria. Il criterio di ripartizione adottato assicura che nessun'area resti indietro. Puntiamo a un'isola in cui ogni provincia possa contare su collegamenti adeguati e funzionali alla crescita del proprio territorio. Per la provincia di Agrigento sono previsti circa 5 milioni di euro per 2 progetti che finanzieranno interventi su vari tratti di strade. E la Regione Siciliana ha pubblicato il nuovo bando per il rilancio e la riqualificazione delle Terme di Sciacca. L'avviso è rivolto agli operatori economici interessati a presentare proposte di partenariato pubblico-privato per un investimento complessivo di ben 50 milioni di euro attraverso la formula della finanza di progetto. L'iniziativa prevede la concessione, progettazione, esecuzione dei lavori, la gestione dell'intero complesso termale. Gli operatori potranno chiedere chiarimenti fino al prossimo 6 febbraio 2026 e richiedere un sopralluogo entro il 20 febbraio. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 27 febbraio 2026 esclusivamente tramite la piattaforma telematica Tuttogare. Con questo bando, ha affermato il Presidente della Regione Schifani, diamo un segnale concreto di rilancio per un settore strategico come quello termale. E oggi presso il Marina Convention Center di Palermo si è presentata l'offerta commerciale dell'aeroporto di Palermo tra sviluppo, partnership per nuove rotte per la stagione invernale 25-26 e anticipazione della stagione estate 2026. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Oggi è una giornata per parlare di sviluppo, partnership, nuove rotte. Si presenta l'offerta commerciale dell'aeroporto di Palermo per la stagione invernale 2025-2026, ma si parlerà anche di Summer 2026. La Winter è un momento nel quale di solito si conferma l'andamento dell'anno precedente. Quest'anno c'è qualche timida novità e sicuramente il fatto di Wizz Air che torna a volare su Palermo è un fatto importante e pertanto degno di nota. Non c'è una notizia eclatante, mi dispiace per il mondo della stampa, però c'è tanta nuova frequenza, tanto più volato, tanti più sedili occupati. Sono tutti indicatori che ci fanno ritenere che passando questa stagione invernale ci ritroveremo con una summer davvero importante per Palermo e questo significa grande opportunità per la città di Palermo e grande valorizzazione del nostro patrimonio culturale che passa per la capacità dell'aeroporto di essere il gateway della città di Palermo. Gli sforzi fatti dal governo della regione siciliana sono significativi e vanno in questa direzione. I vettori aerei fanno il loro lavoro che è fare business e quindi bisogna inventare e trovare qualche iniziativa in più che vada in questa direzione. Bisogna provare a lavorare sul diritto all'unità nazionale e quindi far sì che l'insularità che diventa in estate un valore possa essere anche compensato da misure nazionali che vanno verso la continuità territoriale che deve essere in qualche maniera assicurata. Non basta prenotare il volo per tempo che già in qualche maniera mitiga gli effetti del caro voli, bisogna lavorare, cercare la sinergia ancora più incisiva da parte del governo regionale e del governo nazionale per far sì che un diritto costituzionale diventa veramente un diritto reale dei cittadini. È un piano che prevede fondamentalmente gli investimenti infrastrutturali, è un piano concordato con l'ENAC ed è un piano che vede fondamentalmente l'allargamento dell'aeroporto con la creazione di nuove aree, soprattutto per il traffico internazionale. Pensate che c'è un effetto moltiplicatore di 3, per ogni euro investito c'è un guadagno di 3 volte tanto nelle infrastrutture aeroportuali, in particolare su Palermo. Pensate che l'impatto è di circa 900 milioni di euro all'anno come aeroporto che genera come prodotto. L'importanza di questi momenti per sottolineare il ruolo che un aeroporto, il trasporto aereo e gli aeroporti hanno per lo sviluppo dei territori. Non è solo il turismo, ma non bisogna dimenticare che con i volumi di investimenti che fanno, con i rapporti col territorio che determinano, sono dei grandi soggetti di sviluppo.
Qualcuno ha versato benzina intorno a un'auto, lasciandola appoggiata a terra, accanto al mezzo una bottiglia contenente altro liquido infiammabile, dopodiché ha appiccato il fuoco alla serpaglia del terreno vicino con il chiaro intento di provocare più danni possibili. Immediato l'intervento del proprietario della macchina, allertato da un passante, e la successiva immediata opera dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Questo quando è successo nella notte di ieri alla periferia del centro abitato di Santa Margherita del Belice. La vettura, un Alfa Romeo Stelvio, è di proprietà di un commerciante del luogo. L'episodio ha tutte le caratteristiche di un inquietante atto intimidatorio. A occuparsi delle indagini sono stati i carabinieri della stazione cittadina. Una relazione è stata inviata anche alla Procura della Repubblica di Sciacca, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti. Sanità, legalità e bene comune, questi temi trattati nel corso di un dibattito pubblico a Sant'Agata di Militello. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Prosegue l'impegno del Comitato Cambio di Rotta, assemblea permanente per l'ospedale e la salute dei Nebrodi, nella difesa del diritto alla salute e nella battaglia per restituire un futuro all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 18:30, presso il salone della parrocchia Sacro Cuore, si terrà il dibattito pubblico dal titolo Sanità, legalità e bene comune. L'iniziativa nasce dall'urgenza, fanno sapere i promotori dell'incontro, di liberare Sant'Agata, i Nebrodi e l'intera Sicilia dalla morsa di un sistema politico e sanitario che negli anni ha mostrato tutti i suoi limiti, lasciando sul territorio strutture abbandonate, servizi depotenziati e cittadini privati di diritti essenziali. Interverranno Pietro Bartolo, medico ed ex europarlamentare, Davide Faraone, deputato alla Camera dei Deputati, Ismaele Lavardera, deputato dell'Assemblea regionale siciliana. In questi anni, sottolineano i rappresentanti dell'Assemblea permanente, abbiamo incontrato tante persone che ci hanno promesso e poi dimenticato, ma anche chi, con serietà e impegno, continua a battersi affinché salute, legalità e giustizia sociale tornino al centro del dibattito politico. È da qui che vogliamo ripartire insieme ai cittadini. L'incontro sarà un nuovo momento di confronto e partecipazione per continuare a chiedere una sanità pubblica efficiente, trasparente e realmente vicina ai bisogni delle comunità dei Nebrodi. In occasione del Giubileo dei Poveri nell'Arcidiocesi di Agrigento di domani, 15 novembre, Carmelo Petrone ha incontrato Valerio Landri, direttore della Caritas diocesana di Agrigento. Sentiamo l'intervista. Nell'ambito del Giubileo della Speranza, la Chiesa Agrigentina celebra il Giubileo dei Poveri. In che cosa consiste l'appuntamento? L'evento è pensato per coinvolgere tutte le Caritas parrocchiali e tutti gli enti di ispirazione cattolica che operano sul nostro territorio a supporto dei più fragili, quindi sarà un momento per celebrare insieme la bellezza della nostra Chiesa, una Chiesa che si mette a servizio degli ultimi. Il tema che ci ha accompagnato in quest'anno giubilare è quello della speranza, che è diventato anche centrale nella vostra riflessione. In modo particolare faccio riferimento a un sussidio che avete preparato. Perché un sussidio sulla speranza? È un'esperienza di lettura dal basso, è uno stile di narrazione che abbiamo voluto assumere già l'anno scorso producendo un sussidio che parlava di povertà. In cosa consiste? Consiste nel chiedere alla gente comune, gente che è abitata dallo Spirito in quanto battezzata, ma anche persone di altre confessioni religiose, chiedere a loro che cosa sia per loro la speranza, cosa significa per una persona che conduce una vita ordinaria, che vive una vita familiare ordinaria, ma anche a persone che hanno vissuto l'esperienza vivono l'esperienza della disabilità in famiglia, o persone che vivono l'esperienza della detenzione, persone che hanno avuto dei lutti gravi nella loro vita, chiedere a loro che cosa sia la speranza, e quello che viene venuto fuori è davvero molto interessante. C'è ancora spazio per la speranza nel nostro territorio?
C'è spazio per la speranza nel nostro territorio e viene avvertita come una necessità. In un momento storico molto particolare in cui anche le narrazioni dei media portano a scoraggiarsi e a disperare, si avverte fortemente il desiderio di avere delle motivazioni di speranza. Alcuni le trovano in Dio, altri le trovano nelle proprie capacità, altri le trovano nelle relazioni sociali. Il sussidio contiene anche uno studio su giovani e speranza. Qual è il rapporto tra giovani e speranza nel nostro territorio? I giovani sono i principali portatori di speranza. Fa riflettere il fatto che molti giovani abbiano difficoltà a sperare purtroppo nel nostro territorio e trovano la speranza nell'idea di andare via, a volte anche supportati in qualche modo da genitori che li spingono a lasciare questa terra per cercare altrove una propria realizzazione. Per noi è stato fondamentale chiedere ai giovani cosa sia per loro la speranza, perché pensiamo che proprio agganciandoci a loro, rendendoli protagonisti del loro futuro e della nostra Caritas, possiamo realmente offrire un servizio importante per questa terra. Questo significa anche, come amate ripetere nei vostri corsi di formazione, soprattutto quelli indirizzati alle Caritas parrocchiale, appunto curare una carità che sia culturalmente attrezzata. Il sussidio, come tutti i nostri sussidi, nasce con questo obiettivo, quello di fornire degli strumenti alle Caritas parrocchiali perché possano crescere nella comprensione del loro ruolo e anche nell'ottenimento di strumenti importanti e utili per affrontare le diverse povertà che oggi abitano il nostro territorio. È importante, abbiamo a che fare con gente che spesso vive già una dimensione di fragilità e ha bisogno di trovarsi davanti delle persone che sappiano di cosa stiamo parlando e sappiano conoscere gli strumenti più adeguati per aiutarli. La lettura dal basso è anche integrata con un contributo teologico. Chi lo ha offerto nel sussidio appunto di quest'anno? Abbiamo chiesto a Don Antonino Sapuppo, che è il direttore dello studio teologico San Paolo di Catania, di offrirci un contributo e quello che ha fatto generosamente è davvero un contributo molto interessante. Si sviluppa ampiamente e consente di affiancare ad una lettura dal basso, che è una lettura popolare della virtù della speranza, dei contenuti teologici che compensano in qualche modo teologicamente la riflessione. Dove è possibile trovarlo il sussidio? Il sussidio ovviamente non è in vendita, è un sussidio che viene pensato a supporto delle Caritas parrocchiali e delle organizzazioni di volontariato del territorio, lo si può richiedere alla Caritas diocesana di Agrigento. E un'ultima domanda, da un tuo punto di vista, con quale lente leggere il sussidio? Il sussidio va letto con la lente, a mio parere, dell'umiltà, nel senso, partendo dal presupposto che davvero lo spirito abita tutti noi, anche chi non è fortemente consapevole. Riuscire a cogliere la percezione, il pensiero di gente che probabilmente non frequenta neanche le nostre chiese, che non ha neanche una grande consapevolezza ecclesiale, è interessante perché vengono fuori degli stimoli molto interessanti. La speranza si coniuga con l'altra virtù teologale, che è quella della carità, che non avrà mai fine, dice l'Apostolo. Il sussidio contiene anche un riferimento alle tre virtù, no? Fede, speranza e carità, per coglierne il rapporto intimo che le lega. Sicuramente la carità è la prima espressione più visibile della speranza di una Chiesa che continua a sperare nell'eternità, nella presenza del risorto in mezzo agli uomini di oggi. Attraverso la carità noi diamo prova concreta di questa speranza che sentiamo nostra. Diamo la linea alla regia per la pubblicità. Parliamo adesso della città di Naso e delle sue meraviglie. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Abbiamo un museo di arte sacra che gestiamo assieme alla diocesi di Patti, dove ci sono dei reperti importantissimi. Si è tenuta giovedì 13 novembre la conferenza stampa per la presentazione ufficiale del progetto Naso è Meraviglia. L'evento si è svolto presso la sala riunioni del Palazzo Municipale di Naso, ufficio del sindaco. Il progetto, realizzato dal comune di Naso e sostenuto con un significativo contributo di 106.802 euro dal Galnebro di Plus, mira a innovare radicalmente i servizi di accoglienza turistica. Al centro dell'iniziativa è stato illustrato il sistema informativo digitale per l'assistenza ai visitatori denominato Virgilia, che utilizzerà le tecnologie di intelligenza artificiale e strumenti interattivi per potenziare l'esperienza del turista. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco di Naso, Gaetano Nani. Oggi è una giornata importante perché finalmente un'idea
che era nata fin dal mio insediamento, quello della digitalizzazione e quello della divulgazione delle bellezze di Naso, oggi diventa realtà, perché con i sistemi informatici, con la collaborazione degli uffici, con la collaborazione del GAL Nebrodi Plus, che ha accolto con favore il nostro progetto, siamo arrivati ad avere un risultato importante. Quindi la messa in rete di tutti quei beni culturali della nostra città è un passaggio importante. Conoscere le bellezze di Naso all'interno di un territorio più vasto che sono i Nebrodi sicuramente è un punto di forza per tutti i Nebrodi, e quindi noi siamo qui oggi per raccontare le bellezze di Naso, la cultura di Naso, quello che ci sarà a Naso oggi e domani. Soddisfazione espressa dal presidente del GAL Nebrodi Plus, Francesco Calanna. Questo è uno dei tanti progetti che noi abbiamo realizzato con i comuni dell'area del GAL, che ricordo a me stesso tutta la macroarea dei Nebrodi, da Tusa a Patti, quindi dal promontorio di Tindari al parco di Tusa. 44 comuni, e questo è uno dei tanti comuni che è stato attenzionato, e qui abbiamo realizzato un percorso di transizione digitale importante legato alla cultura. Questa app che i tecnici hanno definito Virgilia serve ad accogliere il visitatore, il turista, comunque il cittadino la può interrogare e ti illustra i percorsi culturali del comune. Il comune di Naso è un giacimento di cultura, e non soltanto di cultura, di tradizione, di paesaggi. È uno dei comuni più antichi del territorio e con una storia antica. Il responsabile unico del progetto, Giuseppe Caliò, illustra quest'ultimo nei dettagli. L'idea nasce proprio nel voler creare in Naso un punto di riferimento che abbia una forte attrazione e accoglienza turistica, innanzitutto per i visitatori che durante l'anno passano da Naso. Il sistema innovativo si basa sostanzialmente sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che ci consentirà di raccogliere le richieste dei turisti in ogni momento, perché loro potranno benissimo utilizzare l'app a servizio di questa accoglienza turistica, e fornirà le informazioni necessarie sul Naso. Quindi lo renderemo più fruibile, più accogliente in ogni momento, anche prima di arrivare a Naso, perché consentirà di prenotare le visite, di fare i percorsi naturalistici, di visitare le opere presenti sul Naso. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.